Eder. Mech. Pallister. Codrovado. Pordenone. Il 55enne Luca Orlandi, ingegnere friulano, sottotenente in pensione, armato con diversi fucili e una pistola, è pericoloso ed ancora asserragliato in casa da più di 30 ore. Gli uomini del GIS, gruppo intervento speciale, arrivati da Livorno, sarebbero pronti per l'irruzione. L'incursione non è esclusa, è possibile in ogni momento, anche se il prefetto di Pordenone ritiene che l'irruzione dei gruppi speciali nella casa di Luca Orlando sia l'ultima ratio. La mediazione continua fino a quanto possibile perché la priorità è garantire l'incolumità e la sicurezza di tutti. I negoziati proseguono e vi sarebbero dei segni di ottimismo. Si sarebbe attivato un nuovo canale di comunicazione tra i mediatori dei reparti speciali dei Carabinieri e l'uomo, ovvero un contatto telefonico. Sino a poco fa, la comunicazione avveniva tramite megafono. Il mediatore si trovava all'esterno della palazzina e l'uomo in casa si rifiutava di rispondere a qualunque appello dei negoziatori, ma continuando a postare su YouTube dei video deliranti in cui si rivolgeva a Marco, il suo negoziatore, invitandolo più volte a rivolgersi a lui chiamandolo Ingegner Luca Orlandi, affermando di non volersi suicidare, di amare la vita e accusando il maresciallo di induzione al suicidio. È infuriato per il mancato rinnovo per il porto d'armi per tiro al volo. Sostiene di non aver manifestato intenti violenti e accusa le forze dell'ordine di aver reagito in modo sproporzionato nella situazione. Dai messaggi si evince la non disponibilità a uscire di casa e consegnare le armi. In questi video chiedeva di condurre in modo diverso la trattativa e di non usare i megafoni. Nel primo pomeriggio sono state staccate le utenze di luce e gas per scongiurare rischi per l'occupante dell'appartamento e per le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i reparti speciali dei carabinieri che si sono disposti in tutto il perimetro. Sono presenti le forze dell'ordine, oltre a vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale. È giunto anche uno psicologo, per aiutare nelle negoziazioni e convincere l'uomo a uscire dalla sua abitazione spontaneamente. L'intera zona centrale del paese è interdetta a qualsiasi tipo di spostamento, mentre sono stati evacuati i vicini, trasferiti presso amici e parenti o in alberghi. Chiusi tutti i negozi nella via. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.